Parte anche a Solagna la campagna elettorale e scende in campo la prima candidata. Si tratta di Laura Carraro, attualmente consigliera comunale e capogruppo di maggioranza. La lista sarà una civica, ci saranno persone che escono dall'attuale amministrazione, quindi consiglieri uscenti, e ci saranno persone nuove. La posizione è comunque moderata. La candidata non svela ancora il nome della lista e il simbolo, per quello ci sarà tempo, ma si presenta, 44 anni, laureata in filosofia a Padova, sposata con 2 figli, una decennale esperienza nella pubblica amministrazione e un'attività in proprio che si occupa principalmente di comunicazione per enti pubblici. E nessuna tessera di partito in tasca. Io non ho mai avuto tessere politiche, ricopro attualmente il ruolo di consigliere comunale a Solagna, sono stata candidata con una lista civica, sono consigliere dell'Unione Montana Bassanese e a Solagna sono anche capogruppo di maggioranza. Ecco di cosa ha bisogno Solagna ora, secondo la candidata. A Solagna servono principalmente due obiettivi fondamentali: serve concretezza e operatività. È necessario lavorare molto sul reperimento di fondi europei, quindi fondi del piano PNRR, è necessario lavorare con tempi di risposta più rapidi, quindi concretezza e velocità dell'azione amministrativa, ed è importante invece investire energie, risorse e tempo nell'attività del mondo della scuola. La lista è praticamente fatta, il programma pure, ma quali sono gli obiettivi? L'obiettivo è quello di confermare quanto di buono è stato fatto dall'attuale amministrazione e di concretizzare con rinnovata fiducia, energia e determinazione ogni obiettivo futuro.